Ok, 3, 1. Ce ne sono stati 42 però. Esatto. Allora, piccolo reminder per noi, quando parleremo con questo microfono, parleremo uno alla volta. Quale microfono? Questo. Questo non lo utilizzerò più, quindi serve un po' di quieta, di tranquillità, di quietezza. L'acqua cheta. Di quietezza. Ok, 3, 2, 1, me ne vado. Allora, il film. Cosa abbiamo visto? Il grande dei boschi. La Madonna. Allora, come da prassi nelle ultime 3-4 volte, partiamo dalle locandine. Ok, qualcuno si offre di leggere la locandina? Da Luca, che non c'è. Ok, Sì. Non è un microfono, quindi non è che sulla vicino si sente, però. Ok. Allora, la sua acconciatura, il suo pigiama, le sue ciabatte, ma soprattutto il suo amatissimo White Russian hanno reso il personaggio di Drugo iconico ed indimenticabile. I suoi movimenti, volti ad orientarsi all'interno della trama vorticosa e contorta che si dipana all'interno della sua quotidianità, senza però intaccarne la tranquillità caratterizzante il suo stile di vita, richiamano le investigazioni di numerosi detective privati che hanno bazzicato per le strade di Los Angeles in molti noir, però capovolgendone qui, in modo spesso ironico, ogni volta l'esito della ricerca. Ci si ritrova sempre davanti ad un nulla di fatto. Drugo si ritrova immerso all'interno di un qualcosa di più grande di lui, eppure colpisce il modo di reagire alle varie casualità in cui si imbatte. Vive senza preoccupazioni una vita libera e disillusa. La sua figura ricorda quella di Cristo ed il suo stile di vita assume un'aura di religiosità e sacralità. Infatti, un amico di Jeff Bridges, dopo aver visto il film, gli ha fatto notare come il suo personaggio potesse essere la rappresentazione di un maestro zen. Ma chi è che ha scritto questa cosa? Eh. Che film? Non so, ha visto lo stesso film? Non sei d'accordo? No, sì, sono d'accordo. Cristo mi sembra un po'... Però si è messo più volte in posizione cristologica, con le braccia così, non so se... Sì. Beh, c'era un Jesus. C'era un Jesus, è vero? Vabbè. Si parla così. No, beh, io vorrei mantenere un dialogo il più possibile informale per questo film, dato che... E quindi... Sì. Beh, non si... Ma non è che metterlo più vicino. No, non... No, allora, più volte dai miei colleghi genziani è stato detto che un film che abbiamo proiettato li ha svezzati, tra virgolette. E questo è forse il film che ha svezzato me. Io l'ho visto la prima volta, mi pare, quando ero in terza media, e avevo 13 anni. E è stato il primo film che ho detto, cazzo, ma che roba è? Cioè, terza media e vedo sta cosa. Cioè, tutti i personaggi sono super caratterizzati dal mio punto di vista, fanno morire da ridere e rivederlo adesso, a quasi 23 anni, cioè, mi fa notare quelle piccole cose che magari non avevo notato una volta. C'è il classico uomo americano, probabilmente repubblicano, che ha fatto veterano del Vietnam, che ha soltanto quello in mente e ha sempre gli aspetti del Vietnam che tornano, e crede nella nazione, crede nella famiglia, infatti è ancora legato all'ex moglie, è ancora legato alla religione dell'ex moglie e alle sue origini. C'è l'artista figlia del multimiliardario, che si pensa sia un multimiliardario, e che è lo stereotipo dell'artista che è fissata con il nudo, fissata con l'arte, fissata con le cose che devono essere per forza incomprensibili. E questa qua è una genialata di Fratelli Coen, secondo me. Sono tutti degli stereotipi. Sì. Tutti i personaggi. Sono tutti degli stereotipi. E fun fact, perché anche Siamo amanti. a Star piacciono molto. Siamo fan. E dopo l'uscita del film, proprio dove è stato girato, quindi in California, nel sud della California,
un pazzo probabilmente ha deciso di creare una religione intorno a questo film, che si chiama dudeismo, perché appunto nella versione originale è The Dude, il drugo. E per diventare preti di questa religione basta fare una procedura molto semplice. C'è un sito internet, basta mandare i dati anagrafici, iscriversi e arriva un attestato direttamente dalla chiesa del dudeismo che ti attesta come prete. No, l'ha fatto un mio amico che di solito viene anche al Cineforum, però questa sera è purtroppo A celebrare. In Portogallo. Sì. E A fare cose. predicare. Io nel lontano 2017 mi pare, lui era già un prete dudeista. E con la mia prima ex fidanzata, Salutiamo. lui Che coraggio. L'hai mollata per farti no, no, è una religione che non prevede la castità. No, il mio amico ci ha sposati. Quindi io sono stato sposato secondo una religione fittizia. Non è però, fittizia. È fittizia, è veramente Ma il riconosciuta. divorzio tramite un altro sito. Da lui poteva ufficiare in realtà, quindi così insomma, in realtà poi pensandoci adesso, anche dopo qualche tempo vedendo questo mio amico che non vedo spesso perché fa molti viaggi in giro per il mondo, gli ho detto, ma non si è mai divorziato, quindi io ufficialmente dovrei essere ancora sposato secondo questa religione. E questo era il mio aneddoto. Ma è arrivato E finiti te White Russian, bastardo. Cioè. Comunque, voglio darvi un messaggio da parte di Carlo, che non è potuto essere qui stasera. No, sicuramente. Vi riporto il messaggio che mi ha scritto su WhatsApp. Z-Strap, io c'ho un contrattempo e ho l'impressione che non ce la farò ad esserci. Va bene. Però potresti portare a nome mio uno spunto di riflessione sul film, che per me tratta di reduci. Una wasteland di sopravvissuti al periodo della contestazione. Il drugo è ispirato alla figura del militante Jeff Dowd, in ammollo allo sbando nell'America che dopo il Vietnam ha vissuto la guerra del Golfo, ingabbiati in uno schema narrativo alla Chandler, ma anche un po' alla Kafka, con riferimenti, ribaltamenti cinefili a Murder, My Sweet o a Il Grande Sonno, con un omaggio estremo alla sua incomprensibilità. Non ho capito neanche io, se avete capito voi. È la più divertente, è il mio, Carlo, vero? che si rispetti, non si capisce. Forse preferisco questa interpretazione qua. Ok, Cioè, c'è sempre bisogno di fare un po' una parafrasi quando leggiamo un messaggio di Carlo. sì, è che non la so fare, cioè proprio... No, nemmeno io, onestamente. Fammi vedere. Te lo giuro che ha scritto Soprattutto che è in questo proprio... momento. Ma non ci perdiamo d'animo, ma sentiamo. Sentiamo un po' di pareri. di Vogliamo dei opinioni, commenti da parte vostra. Di chiacchiere, di amenità, da chi il film l'ha visto ed è davanti a noi. Quindi voi, spettatori e spettatrici di Gen Z. Caldi spettatori. Giudeisti. Caldi nel senso di caldamente. Calienti. È stato un film che secondo me ha coinvolto. Sì. Sentivo risate, non so voi Sì, però... 3/4 erano mia zia, però. No, Un applauso alla zia. Timorosa. Cosa? Ok, abbiamo delle... No, in realtà abbiamo chiesto un intervento, però Sì, non c'è. vi è piaciuto, non vi è Forse. piaciuto? Vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto? Vi rispecchiate? Vai! Attenzione. Secondo voi anche Donnie incarna uno stereotipo oppure che senso ha questo personaggio? Perché secondo me è il più difficile da interpretare. Donnie è perfetto, cioè non ha difetti. Lui è quello, è il vero Cristo, lui c'è sempre, alla fine muore per liberarci dai nostri peccati, capito? È lui il vero Gesù, altro che l'altro, tipo. Basta, ho sparato le mie stronzate questa sera. Beh, io ho una cosa da dire in realtà. Cioè, secondo me Donnie è un personaggio al 99%
narrativo, cioè nel senso che è servito, cioè serve in questa coppia cioè in questa triade loro per renderla ancora più divertente. Cioè, cosa rende più divertente una coppia composta da il drugo e un reduce del Vietnam che non fa altro che parlare del Vietnam, un reduce del Vietnam che non fa altro che parlare del Vietnam, un tipo a cui non frega niente di niente tranne che del bowling, e una persona che non parla mai se non per fare domande stupide e far rendere gli altri ancora più divertenti quando gli dicono stai zitto e chiudi quella cazzo di bocca. Perché lui non fa nulla in realtà, a parte giocare a bowling e fare domande stupide. Posso? Regala. Vabbè, Ari. Dopo. No, che nell'insieme di stereotipi che crea per ogni personaggio i Coen mi viene da pensare che comunque sia l'ennesimo stereotipo sia come personaggio, cioè un altro stereotipo di persona oltre ai 1000 che ne fa e che ne esistono, anche al di fuori del film, ma anche lo stereotipo del trio di amici in cui c'è sempre la preferenza e uno che rimane fuori. Ed è palesemente questa cosa, cioè io l'ho vissuta tanto così, no? Anche quella cosa stupida che quando sei in un gruppo di 3 amici c'è sempre quando cammini sul marciapiede lo stronzo che rimane dietro. Cioè lui è lo stronzo che rimane dietro quando cammini sul marciapiede. È quel tipo di persona lì. Per me, ovviamente. Sì. Non ho parlato con i Coen, non li conosco, mi dispiace, non ho la risposta esatta. Però lui tanto, cioè serve a spegnere l'assurdità degli altri due. Sì, assolutamente. Quindi sì. Secondo me regala, cioè non per merito, però una delle scene più belle del film, che è quella finale dove ci sono le ceneri che vanno in faccia ai protagonisti. No, è bellissima quella. Poi vabbè, nelle atride di amici, purtroppo per lui, secondo me, viene eclissato dagli altri due che... Cioè è fatto magari apposta così, no? Però il personaggio ha un problema con i nomi dei personaggi. Quello con gli occhiali, a goccia. Walt. Beh, lui è un grande. Cioè, no, penso sia evidente, però... Vai. C'è la scena di quando tira fuori il ferro, cioè entrerai nella valle di lacrime. Devo passare il microfono? Culturale. Ok. Gli investimenti. Allora, sapevo che avreste fatto questo film, è una settimana che preparo questo intervento, spero di riuscire a averlo fatto bene. Comunque, per me, soprattutto Walter e il Drugo sono, non so come spiegarlo. Avete mai pensato, tipo quando siete al supermercato, vi annoiate in coda e pensate se succedesse una rapina farei questo, fai quest'altro? I personaggi dei Coen sono così, sono la vostra immaginazione, o almeno a volte la mia, che cercano di rompere un po' la monotonia della continuità, della giornata che una uguale all'altra. E ovviamente non penso a Shigur di Non è un paese per vecchi, quello rompe un po' troppo la monotonia. E mi viene da pensare aspetta, ecco, mi sono perso come il narratore all'inizio del film, perfetto. Walter è il personaggio che preferisco perché lui ha tutta questa grandissima prosopopea, se prosopopea si può chiamare, ricalcare sempre sul passato, ricalcare sempre su quello che è stato, perché lui non ricalca solo sul Vietnam, ricalca anche sulla sua ex moglie, ricalca sul suo... esatto, sull'essere ebreo, che ebreo non è, e così è un po' come un personaggio di GTA, quando ti annoi su GTA e vuoi rompere anche lì la monotonia. E questo mi piace dei Coen, che prendono le situazioni più monotone che ci possono essere di qualunque storia e la rendono emozionante semplicemente dicendo e se saltassi la fila a un certo punto? E se andassi davanti? Se mandassi a fanculo la cassiera che ci mette 40 anni a tassarmi le buste? Così. Quello che hai detto cioè penso in qualsiasi film dei Coen, almeno di quelli che ho visto io, è così, c'è questa cosa. E... sì, sicuro. Cioè è giustissimo, sta alla base
di tutto. Infatti cioè, il tormentone lui voleva solo il suo tappeto, cioè nel senso no, e anche lì e oltre a questa cosa che hai detto te, secondo me, e che però vabbè sempre l'abbiamo detto 100.000 volte, il caso e le coincidenze ovviamente che succedono appunto nei loro film, neanche in questo film, perché poi sono tutti i loro film. Però volevo anche fare un plauso, che non l'avevamo detto, a Philip Seymour Hoffman nel ruolo del maggiordomo, perché è fighissimo secondo me, è un altro grande attore con un altro grandissimo ruolo, molto, molto figo, molto divertente. Sì, non ho Compianto, altro. perché- Compianto, che salutiamo comunque. Salutiamo. Non so, grandissimo attore, Sì, sì, grandissimo sì. attore. Qualche chicca veloce, qualche performance memorabile che ha regalato? A lui? Sì. Tutte. Senta- Cosa? The Master, ma anche Ubriaco d'amore di Paul Thomas Anderson, Synecdoche New York, ne ha fatte tantissime di straordinarie secondo me. Sì, stavo già dicendo sì perché già sapevo che l'aveva fatta bene. Assist su assist. E Magnolia anche, Magnolia. Bene. In realtà non c'è, cioè è difficile anche dire qualcosa su questo film perché è una cosa che tipo tutti hanno visto e tutti hanno visto un sacco di volte. C'è qualcuno che non l'ha mai visto? Che è la prima volta che... Oh, allora! Esistono. Sentiamo un po' di nuova... Che ve ne è parso? Ve l'aspettavate? Completamente senza trama. Cioè, non so, perché vabbè, in famiglia tutti l'avevano visto, io no perché non guardo molti film. E ero molto curiosa per questo che sono venuta e mi ha un po' spiazzato perché davvero io non pensavo avesse una trama, io me l'aspettavo un po' tipo Big Fish, quelle robe che esci e dici cosa ho appena visto. Invece c'è una trama incredibile, bello. A parte il personaggio, lui che sì, un po' dici... Forse su lui bisognerebbe interrogarsi, che vive la sua vita, cioè gli succedono cose un po' alla Blues Brothers, cioè che cose che si distruggono e gli entrano in casa, vabbè, lui va avanti, vive la sua vita così. Cioè che gli entrano in casa mentre si sta lavando, mentre è sulla vasca, gli fanno gli agguati, robe così. E lui va avanti. Non lo so. Sì, però di base non gliene frega niente, cioè non gliene frega niente a lui di quello che succede. E forse questa è una cosa interessante, cioè che non c'è grandissima spiritualità né nel personaggio né che il personaggio cerca. Forse è una cosa rispetto ad altri film dei Coen. E è lui il vero nichilista alla fine, punto di domanda. Attenzione, abbiamo subito... Scusate. Troppo intervento. Un attimo, una mini gerarchia. Il ragazzo lì, la ragazza, i Gabri. Aspetta, no, volevo dire soltanto una botta di risposta. Ok, vabbè, io cosa faccio le gerarchia a fare? Secondo me no, perché gli importa del bowling e del suo tappeto. Damn. Ok. Ok. Vai pure. Ok, scusate, vai. Allora, io questa è la prima volta, non avevo mai visto questo film e mi è piaciuto molto, e ovviamente il duo comico funzionava benissimo, anche perché secondo me se non ci fossero state queste gags, diciamo, sarebbe stato un film dal retrogusto molto più amaro, cioè delle volte quando non c'erano le gags comiche o non si era presi dall'intreccio e quindi da chi sta facendo effettivamente cosa, chi è dietro a tutto questo casino, cioè alcuni personaggi sono pesanti da, diciamo, non confrontare, in inglese ma tipo, cioè per esempio il protagonista si fa veramente, cioè non riesce a vivere la sua vita, cioè secondo me, non so, questo è un dubbio, lui effettivamente vive la sua vita oppure è in balia di tutta una serie di cose. L'amico, fortissime le gag sul Vietnam, però è anche molto triste, cioè lui è completamente paralizzato da quello che è stato e non riesce a viversi neanche il presente con nuovi conflitti anche americani, cioè lui è macchiettistico
quasi che fa pena, e io guardando il film mi dà proprio fastidio nel modo in cui appunto il protagonista non riusciva a essere il protagonista della sua vita in un certo senso. Però mi è piaciuto molto. C'era questo retrogusto amaro alla fine che c'è quasi tragicomico. Ma io sono molto d'accordo con la Domi. E, cioè, diciamo che è vero che anche secondo me cioè, sia il protagonista che però in generale io sono, cioè, se appunto l'ho capito bene, anche col messaggio di Carlo sono abbastanza d'accordo, nel senso che è vero che se ci pensiamo quasi tutti i personaggi hanno appunto un ruolo sociale non ben definito, cioè se vogliamo appunto cioè il modello della persona appunto attiva e produttiva e capace dovrebbe all'inizio essere appunto il grande Lebowski del titolo, che poi in realtà, cioè è appunto il Lebowski diciamo ricco, che poi in realtà si rivela una sorta di impostore anche lui, cioè appunto in realtà i soldi li riceve da sua figlia, lui gli hanno fatto gestire un'azienda ma non è andata bene e sì, di fatto cioè, si spaccia per quello che non è. Appunto Walter, anche lui non si capisce, cioè se ci pensiamo nessuno si capisce bene cosa faccia in realtà, cioè appunto il protagonista, il Drugo, vive senza pagare l'affitto a quel poveretto del suo diciamo, come si dice, il proprietario, sì, che poi gli va a vedere lo spettacolo almeno. Però in generale è vero che secondo me, cioè, il film rappresenta in modo effettivamente comico, però come diceva lei appunto con un retrogusto un po' problematico, cioè una realtà sociale molto particolare, ecco, se vogliamo dire così. Appunto il Drugo incarna questo ideale, se vogliamo, molto sciallo, molto invidiabile a volte. Effettivamente poi questo, come dire, sfocia nell'eccesso quando lui succube di questa veramente, cioè di tutta diciamo, l'iniziativa di Walter, che in molti più casi è come dire, dannosa di quanto sia positiva, e se vogliamo, cioè, la rottura di questa patina sì ironica si ha alla fine, quando effettivamente arriva il lutto di Donnie, che anche secondo me è un personaggio, diciamo così, cioè per quasi tutto il film funzionale a, diciamo, lo sviluppo migliore della comicità tra Walter e il Drugo. Poi alla fine assume questo ruolo effettivamente un attimo, come dire, di appunto, cioè riporta tutto un po' sulla terra, no? Se ci cioè, se vogliamo è molto particolare rispetto appunto a una commedia in generale, questo finale apparentemente così, insomma, triste, così, ecco, quantomeno più riflessivo. Però, cioè, io comunque sono appunto d'accordo nel dire che sia quello che diceva appunto Carlo, che, cioè, guardando anche un po' in modo più ampio, ci sono tanti personaggi che appunto sembrano sì dei reduci, nel senso che appunto non sembrano avere una direzione chiara nelle loro vite. E poi effettivamente un altro elemento che appunto ha menzionato lei, è che effettivamente, ecco, io non ho mai saputo interpretare bene di questo film, nonostante l'abbia visto molte volte, è questa presenza così marginale, no, della politica, che però comunque viene menzionata. Cioè all'inizio si vede questo video di Bush che parla della guerra del Golfo, parlano in generale, vabbè, del Vietnam nel passato di Walter, ma anche appunto lo citano quando nella scena lì onirica del bowling c'è Saddam che gli porge sì, esatto, che gli porge le scarpe. Ecco, su questo io onestamente sì, non saprei cosa, cioè da un lato non si capisce se è un modo per dire che questo contesto storico, diciamo così, questi avvenimenti della realtà politica sono così forti da entrare almeno in minima parte nella vita appunto dell'uomo più pigro della California, oppure se dall'altro canto sia un modo per dire che, cioè, diciamo, lui è talmente pigro che tutte queste cose restano sullo sfondo e alla fine la soluzione a tutti i suoi problemi è andare a giocare a bowling, sia quando fallisce il rapimento, sia quando l'altro gli tira le ceneri in faccia. Ecco, questa è una questione che io effettivamente non ho mai capito, ecco, del tutto. Niente, se qualcuno ha delle idee, io sono lieto di sentire. Vai Mario.
E, no, allora anche per me è stata la prima volta in cui ho visto questo film, devo dire che mi è piaciuto molto, me lo sono molto goduta, ho riso tantissimo, dopo la zia dell'Ari probabilmente c'ero io, ho riso dall'inizio alla fine. E, devo dire appunto che mi sono sentita a volte anche quasi una schifezzina, nel senso che appunto, cioè, come diceva anche il suo ragazzo, la scena finale, comunque quando muore il loro amico, cioè cioè, non so, ti dovrebbe un attimo riportare, no? In teoria, non so, la serietà, eccetera, e comunque a me veniva da sghignazzare in alcuni punti, cioè non lo so, è una cosa terribile, però in generale i personaggi mi sono piaciuti molto, c'è anche stavolta, come anche la volta scorsa, non sono stata molto ad interrogarmi su... non so, il senso dei vari personaggi, cioè effettivamente sì, sono tutti un po' macchiettistici, però non mi è venuto da chiedermi la critica o il senso della cosa, eccetera. Quindi mi è in generale piaciuto molto il film e mi è piaciuto anche molto a livello visivo, così estetico, alcune inquadrature, che è la scena in cui ci sono loro nel parcheggio con i tre tedeschi e queste luci a neon, questi fiori a neon di sfondo. Insomma, molto, molto bello e niente, insomma, questo. Io ho dei fun facts che non sono assolutamente presi da Wikipedia. Nel 2008 è stato inserito al 40° posto, anzi al 43° posto tra i 500 migliori film della storia, secondo Empire. Minchia. Sempre in quell'anno la stessa rivista ha inserito Drugo, in inglese The Dude, al 7° posto nella lista dei 100 migliori personaggi cinematografici di tutti i tempi. Quando la lista è stata aggiornata nel 2015 è stato posizionato al 10° posto. Nel 2014 è stato scelto per la preservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. E nel 2019, questo è il fun fact migliore di tutti, è stato distribuito uno spin-off del film intitolato Jesus Rolls. Quintana è tornato, punto esclamativo, che non ha ottenuto, che ha ottenuto però scarso successo. Mannaggia! Però era partita tipo una sottotrama che non è più stata sviluppata. Mannaggia loro. E allora ti passo il microfono. Farò come ho fatto la scorsa volta e mi prenderò anche gli insulti, ma un giorno la gente capirà le mie azioni che sono per il bene. Dirò che è un grande personaggio il Drugo, ma ci sarà un ma. Cioè, È o non è il personaggio più cattivo della storia di Gen Z. no. Ho un sacco di amici come lui, però, no, è un grande personaggio, ma secondo me gran parte del suo personaggio lo fanno gli altri personaggi. Cioè, se lui fosse così a casa per i cazzi suoi a non far niente, sarebbe banalmente la persona più pigra di Los Angeles, ma nelle interazioni che ha con gli altri è lì che dà il meglio di sé. Cioè, per le cose che fa e soprattutto per le cose che non fa. C'è già una mano. Secondo me. Forse sono Ops. tre L'ho mani detta. alzate. È bastato 1, 2 e 3. toccare le corde giuste. Qualcuno doveva pur dire questa cosa. Qualcuno Tre doveva mani pur farlo. alzate. Capisco l'uomo. Capisco l'uomo. Allora, sono d'accordo perché Drugo è sostanzialmente un personaggio passivo, per quanto figo e vorrei che fosse mio migliore amico. E l'altra cosa è che soprattutto lui, come gli altri in questo film, vivono passivamente, più o meno passivamente, un sacco di cose, ma non c'è una redenzione. Come in la stragrande maggioranza delle storie che vengono raccontate, il protagonista qui non ha una redenzione e sostanzialmente il Drugo che conosciamo all'inizio del film è il medesimo che vediamo alla fine, e quando cerca di dare una morale non fa altro che ripetere più o meno anche malamente la storia dell'orso, del tipo con i baffi. Che è la sua morale dall'inizio, diciamo, quella. Sì. Se vogliamo. E secondo me questo è anche il punto, cioè un punto interpretativo del messaggio che i registi vogliono lanciare. Sullo spin-off di Jesus, che colgo
il tuo consiglio non penso mai che lo guarderò, però no, secondo me la cosa che volevo condividere era questa, che su un personaggio che ha uno screenplay di 1 minuto, più o meno, abbiamo 1 minuto di presentazione quando lecca la palla da bowling e 30 secondi di quando lo insulta per non giocare il sabato, e questo denota, cioè con 1 minuto e mezzo, con 90 secondi di screenplay, non tanto per la bravura dell'attore, ma per la bravura dei registi e del montatore, hanno dato sono riusciti a tirar fuori un personaggio che ha suggestionato così tanto il pubblico e infoiato l'attore che ha convinto qualcuno a dargli milioni di euro per fare un film, probabilmente di merda, però basta questo. Io mi sento No, conservata. è una cavolata, nel senso, da quello che hai detto tu, io concordo, ma soprattutto secondo me il film non sarebbe andato avanti dall'inizio se non c'era l'amico, perché in realtà lui non gliene fregava beatamente un cazzo di nulla, e che lui ha detto no, devi andare a farti pagare, bla 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 bla, e lui da lì è andato dal riccone, se no non sarebbe manco andato, quindi era semplicemente dire c'ha ragione, cioè fine. Grazie. Mi fa piacere. E se ne va. Sempre lui. Ok, il film a me è piaciuto, è la terza volta penso che lo vedo, quindi perfetto. Quello che ha appena detto lei sono d'accordissimo. Lui non avrebbe, lui non avrebbe fatto niente se non fosse stato per Walter. Lui è una meba, cioè per quanto sia divertente che faccia ridere il personaggio, lui non fa niente tutta la giornata, sta a mollo sulla vasca, si beve i suoi White Russian, ok? E questo film forse è l'unico frangente di, non so neanche come definirlo, di vita che ha avuto questo personaggio in tutta la sua vita, perché dall'inizio ci spiega che non ha mai fatto niente e arriva magicamente a questo punto dove poi succedono cose, probabilmente nell'arco di un paio di settimane, e ritorna tutto come era prima. L'amico, che non mi ricordo neanche io il nome, perché passa inosservato, l'avete detto, Donny, giusto? Donny. È molto triste il fatto che lui cerca di parlare, lo ignorano, forse è un pensiero mio, non so se qualcun altro magari l'ha notata sta cosa, lui quando tira la palla da bowling che resta l'ultimo berillo in piedi, scusate, lui ha la mano che se la sente probabilmente informicolata, anche se avrebbe parlato. Sì, fa così lui, muove la mano. Sì, non so se destro o sinistro, non so adesso se c'è una... Esatto. E adesso, stereotipo, se ti si informicola il braccio è perché stai per avere un infarto. Poco dopo ho avuto un infarto. Esatto. E anche lì se lui l'avesse detto probabilmente l'avrebbero ignorato, quindi cambiava niente. Ed è bella la cosa che dopo loro, cioè forse Drugo manda definitivamente a cagare Walter quando effettivamente non c'è più Donny che fa intermedio, filtra diciamo le cose o comunque assorbe anche lui un po' delle stronzate che fanno loro. Però guardandolo da fuori è una persona di merda il Drugo, a mio parere, nel senso non fa niente, si approfitta degli altri, cioè, è l'amico tossico letteralmente. Magari perché ne ho avuti un paio che si comportavano così, che casualmente adorano il film, non lo so. Però obiettivamente secondo me è una persona di merda. Per dire adesso la persona più cattiva, Walter ha dei problemi psicologici, il Drugo non ce li ha, il Drugo è in grado anche di pensare quando vuole, ci arriva a certe cose. Eppure resta passivo per convenienza, secondo me. E adesso penso che iniziamo a litigare. Scusami.
Allora, sono abbastanza d'accordo con il discorso che ovviamente il Drugo con gli altri personaggi non avrebbe fatto niente, però c'è anche il discorso un po' di tutto il contesto, che poi l'America, Los Angeles, il fatto che comunque il Drugo sia una persona che si è trovato, tra virgolette, un amico che ha combattuto in Vietnam, mentre lui è l'esatto opposto, ovvero l'hippie, quello che combatteva contro la guerra in Vietnam, protestava, era nei set di Seattle, come ha detto anche lui, e tutte queste cose che alla fine non ha fatto granché della sua vita, però appunto alla fine ogni personaggio secondo me è un po' la coscienza di quell'altro, quindi Drugo e Walter sono l'uno la coscienza dell'altro, si equilibrano a vicenda, quindi uno non fa niente mentre l'altro lo spinge all'azione, ma allo stesso tempo il Drugo tende a tirare indietro Walter nelle sue azioni, quindi c'è tutto questo un po' rapporto che hanno, e anche Donnie si vede in una scena, infatti sono molto belli i costumi, io poi l'ho visto tante volte, quindi ormai tendo a notare anche queste cose. Donnie è un po' l'agente passivo, ovvero la persona che in realtà in tutto il contesto che c'è stato prima, adesso che c'è la guerra del Golfo, non è mai stato né da una parte né dall'altra, quindi in realtà non interviene o non è una persona, tra virgolette, che è considerata dalle due parti. E infatti in una scena si vede che ha il costume e lavora in un come si dice, un autolavaggio, insomma. E la cosa interessante secondo me che ho notato dei costumi è appunto questa cosa che l'unico personaggio che in realtà cambia particolarmente costumi è solamente il Drugo, tutti gli altri comunque rimangono con lo stesso abbigliamento. E niente, questo. Sì, allora io a un certo punto mi sono persa, quindi non ho capito se il personaggio, cioè tu mettevi la tua coppia di amici, diciamo, non mi ricordo il nome di quello fissato col Vietnam, Walter, ok, perfetto, diciamo su un piano valoriale più alto di quello di Drugo, perché appunto lui comunque, come forse avevi detto tu, prova a fare qualcosa, forse la particella più attiva pur sbagliando. Perché mi sono persa a un certo punto, se no era così? Ok. Perché, cioè, secondo me, e poi dopo è stato detto di come questa coppia sia speculare in un certo senso, però secondo me anche nell'essere speculare sono comunque una coppia fallimentare, cioè Drugo sì, forse ragiona di più sulle cose e non fa niente, quindi ragiona in una certa direzione, però fallisce nel concretizzare. Walter invece è soltanto azione, però non ragiona, tant'è che deve intervenire Drugo per fermarlo. E però anche quando è attivo, quindi è un elemento attivo nel film, fa succedere cose, casini, appunto, porta avanti l'intreccio, come è stato detto, è una cosa che però poi, cioè, lascia il personaggio al punto di partenza, come dire, finisce tutto, è bellissimo questo impasse nella mia vita, però poi il personaggio va avanti senza avere, appunto, non c'è redenzione per questo personaggio, diciamo. Una cosa che a me è piaciuta, perché comunque lascia, appunto, come ho detto prima, quel sapore un po' tragico, però secondo me è funzionale anche un aspetto del film, il fatto che questa coppia sia fallimentare avendo elementi diversi, lavorando insieme. Perché se vogliamo leggere il film su un piano più alto, politico, o appunto nel 98 questo film, diciamo, appunto Walter che era nel Vietnam, Drugo che era un pacifista, il terzo amico probabilmente non ha preso parte, diciamo, a questa disputa,
si ritrovano però tutti e tre a giocare al bowling, a non fare niente della loro vita, a comunque avere una vita che conta veramente poco nel grande schema. E anche questo secondo me è interessante. Sto un po' ragionando su questa cosa mentre la sto dicendo, quindi non so bene, cioè non so dove andrò a parare, però anche questa cosa, il fatto che loro tre sono macchiettistici, non troppo secondo me, un po' lo sono per il modo di relazionarsi a questo conflitto o alla loro realtà, diciamo, però hanno questo trio che è molto strano e giocano sempre a bowling insieme. E c'è sempre questo setting del bullying che torna e dove si decide cosa fare in un certo senso. Ecco questo. C'era qualcun altro? Non so. Vuoi rispondere? Ok. Allora, io invece è la quarta volta che lo vedo, penso almeno, quindi era una visione diciamo ragionata, però sono molto d'accordo con tantissime cose che sono state dette dal punto di vista anche un po' della realtà sociale che è stata rappresentata, anche la venatura drammatica un po' amara che è stata nominata, però vorrei andare subito a un punto, se volete anche un po' estemporaneo, che forse però è un po' diciamo anche relativamente nuovo e forse ha un vago legame con la primissima cosa che è stata detta e che aveva un po' stupito un po' tutti, cioè questo paragone, se avevo capito bene il messaggio, tra il drugo e Cristo addirittura, no? Allora, la mia osservazione è questa. Beh, punto uno, secondo me, comunque il personaggio è abbastanza buono. Comunque, tutto sommato, sia vero passivo, remissivo, ma è fondamentalmente un atopico che vive diverse situazioni, ma ha un suo spessore in realtà. Si fa anche intravedere per un secondino qual è stata la sua biografia. Quindi, dai, non è che proprio è uno che non fa nulla, si compiace del suo fare nulla. No, è una figura diversa dalle nostre norme, fondamentalmente diversa dalle norme in generale. Poi, detto questo, che appunto possiamo lodarne la sua qualità drammaturgica, c'è però un'altra cosa che mi chiedo, cioè questa figura cristologica, no, cristica, un po' venerata, addirittura la chiesetta che è stata fondata, no, su questo culto. Allora, io mi chiedo questo, cioè secondo me in parte è giusto demitizzarla un po', perché una mitizzazione di una figura di questo tipo, secondo me, no, non ho capito? Comunque... Ok, comunque secondo me la mitizzazione di una figura di questo tipo è un po' tanto funzionale a un po' far star bene chi lo mitizza, perché nessuno di noi è come lui, perché nessuno di noi è veramente, virgolette, virgolette, un po' un fallito, vogliamo dire così, come viene definito un po' da questo grande Lebowski vero ricco, che in realtà è un finto ricco. Quindi diciamo forse è più un Cristo nel senso che è un agnello sacrificale, più che un Cristo nel senso di una figura così da venerare e sacra e così il cui esempio va imitato. No, in un certo senso è un capro espiatorio, forse questa è la sua dimensione più propria. Allora è la terza volta che lo vedo, questa terza visione in grande schermo mi è piaciuta molto perché ho visto meglio a livello visivo che è molto curato, cosa di cui non mi ero accorto. È molto curato a livello visivo, le palette dei colori sono sempre molto in tinta, quasi a livello di Wes Anderson, anche se meno urlato, e c'è anche un po' in alcune parti quello stile cartunesco, e ci sta che li avete proposti in fila, anche se purtroppo non l'ho visto la scorsa volta. Poi per il discorso religioso effettivamente è interessante e torna più volte, però diciamo che sono d'accordo con l'introduzione sul vedere una figura più di tipo zen nel drugo, cioè di persona che sembra quasi un maestro buddista che cerca di fare i suoi esercizi di distaccamento dal mondo e dagli eventi, e quella volta lì che prova attaccamento verso qualcosa, cioè il suo tappeto, viene punito severamente dalla vita e gli capitano di ogni. E se vuole trovare una morale, che torna, come farebbe un maestro zen, a ripetere il suo esercizio, senza cercare di trovare una morale, va avanti a fare il suo esercizio. Ecco. Per questo, secondo me, affiancato al drugo viene messo un ebreo, che a livello religioso è completamente l'opposto, e l'ebreo è infatti la forza che poi muove la storia in senso di causare gli eventi, di vedere le cose con un'ottica storica,
sono due religioni opposte. Nel buddismo non c'è un'ottica più di tanto storica, c'è un'ottica personale. A livello invece degli ebrei c'è l'attesa del ritorno di Cristo, insomma, vabbè, ci siamo capiti, dai. E poi un po' tutti i personaggi hanno un certo distacco che fa abbastanza ridere. Il ricco Lebowski non gliene frega niente della moglie. Il maggiordomo, non so se avete visto, ma c'è la scena che fa tipo finta di piangere, 2 secondi dopo consegna la carta. E un po' tutti quanti non gliene frega più di tanto. L'unico che gliene frega un po' qualcosa è Lebowski, è il Drugo con il suo tappeto, e ne passa di ogni per questa. Sì, secondo me quindi la lezione è di non tenere troppo i tappeti. Sì, io volevo dire 2 cose. Allora, una su quello che ha detto lui, che effettivamente secondo me, allora, cioè, diciamo che effettivamente rimangono dei lati affascinanti secondo me dell'atteggiamento di Drugo. Diciamo che io sarei d'accordo nel definirlo effettivamente uno che non è in prima persona il motore degli eventi, però non lo definirei neanche insomma una persona assolutamente passiva. Cioè comunque secondo me, non so, per esempio effettivamente lui, che ne so, l'idea lì appunto di fare da corriere per appunto l'altro Lebowski non mi pare la mutui particolarmente da Walter, e poi se non fosse per Walter in realtà lui, cioè diciamo, non è che non starebbe lì a non fare niente, si prenderebbe i suoi soldi e sarebbe tranquillo così. Però a parte questo, diciamo che sul piano più generale, su quello che diceva lui, di vederlo appunto più come una figura da mitizzare, una sorta di capro espiatorio, secondo me è proprio a questo che si riferisce il monologo finale del narratore. Cioè se ci si fa caso, lui dice proprio: è bello che esista una persona come lui che come dire, salva dai peccati noi peccatori, come per dire, no, cioè non tutti possiamo essere come lui, però non so, rilassante, rassicurante vedere uno che vive firmando assegni da 69 centesimi e non pagando l'affitto e così appunto barcamenandosi come può, no? Quindi secondo me questo, cioè su questo sono d'accordo. Diciamo che io lo vedrei comunque come una figura più positiva rispetto a quanto è stato detto e come dire, sì, sicuramente non, ecco, una persona piena di iniziativa, ma neanche proprio appunto una persona approfittatrice. Cioè lui alla fine è una persona molto tranquilla che appunto vivacchia, e in questo viene un po' appunto strattonato di qua e di là, ma senza, secondo me, cioè rivelare mai dei caratteri particolarmente, cioè insomma, o che io mi sentirei di criticare, ecco, particolarmente. Tutto qua. Lito in toto, perché nel momento in cui si impunta su una cosa, quella cosa la ottiene. Nello specifico il tappeto, che crea tono all'ambiente, esatto. Quando lui va dal Lebowski ricco per riavere un suo tappeto, per avere un risarcimento, lui esce col tappeto. Cioè, non è una cosa che riuscirebbero a fare in molti, ecco. Piuttosto mi viene da additare come passivo veramente fallito il protagonista di A Serious Man. Cioè, lui veramente... A noi non piacciono i fratelli Coen, è solo il terzo film che facciamo vedere. A Serious Man, il grande Lebowski e il prossimo. E ci siamo ingoiati. Chi lo sa? Grande domanda. Comunque, no, si parlava anche di religioni prima. L'unica che non ho sentito nominare è stata il buddismo. Qualcuno ha sentito del Dalai Lama di recente? Scusate, ero il commento comico che cercavate. Ok, allora passo il testimone. Okay. C'era qualcuna... Che abbiamo un oggetto di scena, il tappeto. Da ben 25 incontri, tanto è un ambiente importante. 25. Legale solo quando la polizia è legal. Se volete pisciarci sopra, non che sotto c'è il parcheggio. Anche perché qualcuno pulisce dopo. Esatto. Qualcuno più di qualcun altro, diciamo così. Volevo... vai e dopo dico una cosa. Puntualizzazione per il discorso del tappeto. Lui però l'ha
ottenuto aggirando comunque la situazione. Cioè, lui è uscito, se ne sta andando via, l'assistente, il maggiordomo, gli ha chiesto, va tutto bene? Sì, mi ha detto e ha recuperato il tappeto. Effettivamente lui ha colto l'occasione, però non è che si è impuntato. Sarò perché io ragiono di carattere mio, giustamente, cioè, come tutti, e se uno mi dice di no, rompo il cazzo, cioè direttamente. Domanda faccia a mia, faccia. l'ha avuto il tappeto o no? L'ha avuto per una serie di occasioni, non perché si è puntato. Però le ha colte. Ha Se colto fosse stato l'occasione. tipo passivo completamente, non avrebbe neanche colto l'occasione. Esatto, distaccato più che passivo. Cioè, non è facile comunque vedere lo spiraglio infilarsi dentro. Cioè, deve essere proprio un'anguilla nell'olio motore per farlo, capito? Cioè, proprio è viscido, però ce l'ha fatta. Magari Ok, riuscire. però Cioè, è diverso da ottenere quello che vuoi perché ti sei messo. non si è cioè, imposto, però l'ha avuto. È nato- comunque ok. una forma di successo, secondo me. Brutto da dire? Può essere, No, però. perché sei sveglio forse, quello sì. Non è. Forma... Sì. Però non ha fallito. In questo senso, forse, mi è venuto in mente il dialogo iniziale quando i due Lebowski si incontrano e c'è il momento in cui il finto miliardario proprio comincia a dirgliene di tutto e di più, e quando la tensione arriva a un punto, lui, il Drugo appunto, che comunque era dentro la conversazione pur essendo distaccato, se vogliamo, ha come uno switch e dice ok, vaffanculo, se ne alza e se ne va. Cioè, nel senso, esatto, cioè nel senso, o possiamo dire che oscilli tra il distaccato e passivo, però, non lo so, secondo me lì era proprio, non perché creda che le cose che il finto miliardario stesse dicendo fossero giuste, ma sicuramente lui in quel momento avrebbe potuto dire qualcosa, farsi valere, cogliere l'occasione, se vogliamo. E dice ok, vaffanculo. Io non so quello se intenderlo come distacco perché non mi interessa di tutto ciò oppure perché mi faccio veramente arare dalla vita e quindi non... Secondo me era diventato inutile, cioè per lui parlare con l'altro perché continuava a dirgli e sono stato io, è un problema mio, e roba così. Vedendo che non era possibile un dialogo sostanzialmente, come quando magari Walter comincia a parlare, a fare i suoi soliloqui, ha detto bene, me ne vado. L'ha fatto anche con Walter mentre stava parlando del torneo al posto di ascoltarlo, e ha detto bene, magari non prendo in mano la situazione, prendo in mano il mio tappeto, cioè nel senso non era il suo, l'ha fregato e è finita lì, cioè nel senso... Quando vai da una persona, quella persona non ti ascolta e tu vuoi semplicemente una cosa, vedi che non è possibile comunicare, vai ti prendi la cosa, cioè non si fa così, però l'ha fatto. A lui interessava il tappeto e si è preso il tappeto, è veramente semplice secondo me come... Sì. Oltretutto, fatalità, si ribalta la situazione alla fine perché si scopre che il fallito è in realtà il Lebowski ricco, che dice di fare, invece non ha fatto mai un cazzo sostanzialmente. Vabbè, allora a me non piace la musica techno, i Kraftwerk, che sarebbero i nichilisti, c'è un po' un rimando quando viene mostrato il disco, sono i cattivi, e questa cosa a me rende sempre molto felice di vedere che i malvagi della situazione che si tagliano un dito per niente sono le persone che ascoltano la musica techno, e con questo mi sarò fatto molti nemici. Ma penso che... Condanniamo la musica techno. A parte forse Riccardo Villalobos. Sì, no, io volevo dire, anche secondo me, insomma, Drugo è un personaggio sostanzialmente buono. È vero che ritratti di remissività, passività, è vero che in alcuni casi, come dire, agisce in modo un pochino furbo, fa quasi il doppio gioco, però mi pare comunque legato a un codice morale. Ci sono diversi momenti in cui lui si preoccupa di fare la cosa giusta, per esempio è preoccupato, insomma, per l'incolumità di Bunny, quando devono consegnare la valigetta, non riesce a arginare la furia di Wall, però la sua intenzione era quella di lanciare la valigetta giusta, ad esempio, oppure c'è anche la scena in cui lui capisce che in realtà il grande Lebowski appunto ha rubato i soldi, e quindi
da casa, chiama Walt, che questa volta lui essere più remissivo per via dei limiti del sabato, ma lo convince e vanno. In quel momento, per esempio, in cui direi che si dimostra attivo, anche se in molti altri casi questa idea di la vita va avanti, lascio che le cose mi scorrono via. Quindi sì, anzi a volte sembra quasi l'unico ad avere una certa bussola morale in alcuni punti, ripeto. Per esempio, sì, mi pare genuinamente interessato a fare in modo che sì, la moglie di Lebowski venga salvata e resti incolume. Poi sulla questione della politica, no, in generale, mi viene dire questo sulla questione di cui si parlava prima, cioè che, come dire, sia Drugo che Walt sono stati parti in un passato in cui c'era una grande partecipazione e erano in qualche modo, sì, parti di, come dire, erano in due fazioni contrapposte. Da un lato c'era appunto Drugo che sì, faceva parte del movimento hippie, un movimento comunque aveva proposto un messaggio rivoluzionario che poi non è riuscito ad attecchire, quindi in questo senso Drugo rimane ancorato a questo passato, vive ancora secondo questo modello e appunto, come dice il grande Lebowski, gli sbandati hanno perso, no? Quindi rimane, ma non hanno cambiato davvero la società, no? E appunto anche per quello che riguarda la politica estera, come dire, un movimento che si è opposto al Vietnam. Al contrario, Walt, insomma, con questa esperienza di guerra, insomma, è qualcosa che ha caratterizzato la sua esistenza, gli ha dato senso, perfino possiamo dire. E al contrario, però, si vede questa politica, no? La guerra del Golfo e tutto il resto, che si sente in sordina qualcosa che rimane, no, sullo sfondo, ma che non riesce davvero ad attecchire. Noto un po' questo contrasto, no? C'è anche un momento in cui Walt paragona lo stile, no, il tipo di guerra che si conduce nel deserto, dicendo che sia una guerra meno degna di quella che ha fatto lui, cioè, quindi questo contrasto. In questo senso sì, in generale c'è questa politica estera che sembra così importante, ma che non riesce a creare, diciamo, sì, dei valori intorno a cui le persone si riuniscono, come è stato invece nel passato, di cui hanno fatto parte entrambi i due protagonisti che si contrappongono, ecco. Volevo aggiungere una cosa su quello che ha detto la ragazza in ultima fila, non nell'ultimo intervento ma nel penultimo, quando parlava della coppia fallimentare tra Drugo e Walter. E secondo me, cioè, nella logica del film, il successo della coppia sta proprio nel fatto che è fallimentare e nel loro fallimento, ed è anche questo che ci piace, che diverte del film, perché se il Drugo è uno un po' più riflessivo, anche se, vabbè, riflessivo è un parolone, a me piace, cioè, ho trovato molto interessante riguardando il film il fatto che Walter sia invece uno molto più votato alla prassi, all'azione, cioè uno che proprio a cui piace tanto agire, piace tanto fare cose, e come diceva Seba all'inizio della discussione, una caratteristica che ha questo film, e penso anche molti altri loro film, non ne ho visti tutti, ne ho visti altri 2 o 3, che si basa molto sulla casualità degli eventi, sul fatto che ci sia qualcosa, anche in situazioni ordinarie, come si diceva all'inizio, che poi degenerano e come una palla di neve che diventa slavina, paragone che amo tanto, anche in questo film, cioè da una situazione ordinaria c'è un tappeto perso, una serie di altre situazioni concatenate fanno sì che accada veramente l'impensabile. Mai nessuno, come diceva anche la ragazza all'inizio, pensava, non avendo visto questo film, che andasse a parare in questa direzione. E a me del personaggio di Walter piace tanto che è uno che appunto piace tanto agire, piace tanto fare, crede di avere un po' il polso della situazione, di capire come far andare le cose come vuole lui, no? Anche in maniera appunto istintiva, senza ragionare tanto, però a me colpisce che lui sia, e lui e chi per lui è assieme a lui, sia sempre un po' vittima degli eventi. Cioè lui pensa di decidere come andare le cose, lui si autoconvince che i rapinatori sono dei dilettanti. Bene, sono sempre dei dilettanti in ogni momento, anche quando sembra non lo siano. Lui si autoconvince che la Ferrari, la macchina rossa, nella mia mente è sempre una Ferrari, comunque davanti alla casa, sia del ragazzo. Bene, è del ragazzo, quindi quando il ragazzo non gli risponde, lui cosa fa? La cosa più logica, sapendo che è sua, cioè va fuori e la distrugge, per poi scoprire poco dopo l'equivoco su cui si basano molti episodi della coppia fallimentare che ha successo, cioè che non è quello che si crede sia. E questo a me piace tantissimo perché, vabbè, come in un altro film che abbiamo fatto vedere a dicembre, cioè Hollywood Party, cioè la commedia, la risata parte diverse volte dall'equivoco, dall'attribuire un significato a qualcosa che però viene smentito in vari modi. E questo film secondo me è stupendo perché conosce questo meccanismo e lo rielabora in 1000 maniere.
E questa è una cosa che riguarda il film, mi è piaciuta tanto. Sì. Ma anche una cosa brevissima, cioè tantissime volte tipo la comicità, no? La roba che ci fa ridere è che magari noi sappiamo qualcosa in più del protagonista, cioè del personaggio, no? E quindi lui non sa quello che sappiamo noi e quindi si comporta ovviamente come uno che non sa quello che sappiamo noi, e quindi ci fa ridere questa cosa perché diciamo tu non sai che ti sta per cadere una palla di neve addosso, tipo così. Però non sempre qui è così e quindi questo fa ancora più ridere perché è fatto bene. Però volevo solo tipo dire una cosa rispetto a quello che hai detto te, che non so il tuo nome, mi dispiace, però che era molto, cioè secondo me è super interessante questa cosa, cioè del fatto che ci conforta il fatto che noi non possiamo essere come lui, noi non siamo come lui, e non lo so, è una cosa per ora, giustamente. So far. So far. No, è molto, cioè è molto interessante, e anch'io avevo pensato questa cosa, però sono diciamo immerso fra due fuochi, sono fra due fuochi. Non lo so, sono a metà tra un luogo e un altro, e da una parte penso che sia come dici te, cioè c'è questa cosa, c'è questa figura appunto molto quasi religiosa, no? Cioè religiosa per lo spettatore, ed è tutto ci porta a vederlo come un santone, come un... come? No, sì. mi dispiace, non ho sentito. Quindi, però dall'altra parte, ora non so dove andrò a parare con questa cosa, però dall'altra parte invece penso che sia tutto il contrario, cioè che sia una cosa sia un personaggio e tutto un contesto con così poca rilevanza per questa cosa che stiamo analizzando, e non riesco a capire quale delle due sia. Non è detto che per forza deve esserne una delle due, però c'è una cosa che mi piace moltissimo di questo film, e poi delle cose che vedo, delle cose che mi piacciono, è che tipo tutto il mondo, tutto l'ecosistema costruito qui è, oltre che molto credibile, ti porta a, cioè secondo me ti sta dicendo delle cose, e ti sta dicendo che ci sta che una persona lecchi una palla da bowling prima di tirarla, ci sta che un bambino possa aver comprato questa Ferrari, no? Che magari non l'ha comprata, però può essere, e ci sta che arrivi un cowboy a farti il discorso motivazionale, che poi è il cowboy che è il narratore, e quindi tu accetti tutte queste cose in quanto spettatore, e quindi no, dici va bene, e accetti che loro rompano la quarta parete dicendo perché devi rendere tutto così grottesco quando gli tira addosso le ceneri, e quindi dici ok, mi va bene questa cosa, e poi è lo stesso narratore a dire a Drugo cioè banalmente gli dici solo sei uno con un grande stile, tipo tutto qua, e quindi io non so se lui sia solo una persona con un grande stile e basta, oppure se dall'altra parte sia tipo la persona che ci salverà da un'apocalisse, non lo so, tutto qua. No, a proposito di religione, questo film mi ha ricordato molto appunto il tema zen, più che il cristianesimo, che poi è stato citato un paio di volte qui come Gesù Cristo. Ho pensato più a Siddhartha, non lo so, poi a Walter, il Buddha o Govinda, e John Turturro che fa il pederasta al Dalai Lama, non lo so, ma scusate, non dovevo farlo, mi dissocio. Mi fa anche sorridere il fatto che io quando avevamo fatto il dibattito su Riccardo va all'inferno avevo comparato Massimo Ranieri al bassista dei Red Hot Chili Peppers, Flia. In questo film c'era Flia. Ecco, è il Flia Cinematic Universe. Vabbè, lasciamo perdere. Davvero? E anche su... Ah, ok. E basta così. Non devo dire queste cose. Prego. Parlando di musica bella invece dei Kraftwerk, che era techno, il disco di Phoebe Bridgers, Stranger in the Alps, prende il nome dalla traduzione di una parte di questo film, mi sembra durante nella scena dell'auto, c'è Walter che dice "This is what you do, what happens when you fuck stranger in the ass", e
nella traduzione, come si dice, per la TV diventa Stranger in the Alps, è una frase che insomma non ha molto senso, è censurata e diventa il primo disco della cantante che penso sia famosa, non so. Se non vi piace o non la conoscete, ascoltatela, ascoltate il disco che è uscito sto mese delle Boy Genius. Attenzione. Qui abbiamo avuto un consiglio musicale, ma per la rubrica Gen Z consiglia. Che amiamo tantissimo, cioè. No, ma. Devo portare il Carlo Dicit. Se vi è piaciuto Il Grande Lebowski dei fratelli Coen, amerete. Allora, io non lo so se effettivamente sono simili, però Carlo ha scritto con riferimenti ribaltamenti cinefili a Murder, My Sweet e Il Grande Sonno. E questi sono i take di Carlo. Esatto. I nostri sono Paura e delirio a Las Vegas. Paura e delirio a Las Vegas. Il mood è quello, c'è un disgraziato che si droga, di Terry Gilliam, regia incredibile, con Johnny Depp e il personaggio più simile al Drugo, che è interpretato da Benicio del Toro, esatto, che è un po' un drugo, cioè nel senso che fa uso di drughe e beve e fanno cose, cioè anche quello non ha una vera e propria trama, fanno cose, capitano eventi più grandi di loro, omicidi, cazzi, bellissimo comunque. E passo il testimone, questo era il mio consiglio. Non ho un consiglio in mente, quindi passo il testimone. Questa è una paraculata. No, scherzo. Vabbè, ovviamente Fargo consiglio io. E anche dei fratelli Coen. E anche consiglio la serie, la terza stagione, perché c'è una scena che è molto simile. Ma guardate anche le prime due. Però se non volete guardare tutte, guardate la terza. Perché sono serie antologiche. Perché è antologica, sì. Non sono collegate. E poi, ma per la stessa cosa che ho detto prima in realtà, quindi potrebbe anche... Cioè di tutto un mondo in cui succedono cose assurde, consiglio molto Atlanta, la serie Atlanta, non so se qualcuno se l'ha vista, che sono grande fan, quindi... E c'entra ovviamente con Del questo. grandissimo citiamo. Del grandissimo Donald Glover, che salutiamo. In arte c'è il Cambino. Parlando di serie, forse sbandata come serie da consigliare, però Fleabag. E parlando di film, raga, Scooby-Doo a Spooky Island, non lo so. Un cult Scooby-Doo a Spooky Island. È consigliatissima, ve lo giuro. Abbiamo altre serie da consigliare. Chiedevo, capito, le battute finali. Off camera. Un film da consigliare. Si accettano scommesse. Sì, tratta dell'antenato del Grande Lebowski e parlo del Grande Gatsby, che abbiamo già fatto vedere una volta. C'è anche un libro tipo che ne parla, è una battuta del cazzo, mi pento di averla fatta. Però magari tipo questa cosa nel podcast farà ridere, non so. Anche il Grande Fratello. No, anche il Grande Fratello. Grazie per essere stati con noi questa sera, Gesto Italiano. Grazie. Ci vediamo venerdì prossimo.